Salgono a 19 le vittime in Germania del batterio killer, però si contano un po' dappertutto anche in Italia i danni al mercato ortofrutticolo e comunque c'è perlomeno oggi una certezza, sembra che l'origine dell'epidemia sia la città di Amburgo, che non a caso è quella più colpita. Ci spiega tutto in questo servizio Giulio De Gennaro. L'Italia, per ora, resta immune alle Escherichia coli. Falso l'allarme in Alto Adige. Il turista tedesco, ricoverato per problemi intestinali all'ospedale di Merano, non avrebbe la sindrome enteroemorragica provocata dal batterio. E non c'è alcun collegamento con l'infezione anche nel decesso avvenuto la scorsa notte a Firenze. Una donna di 62 anni, ispirata nella sua abitazione di Sesto Fiorentino per una gastroenterite. L'autopsia esclude che si sia trattato del batterio. Anche i salami di cervo, un allarme in tal senso si era diffuso ieri, sono risultati negativi. Sembra invece ormai conclamata l'origine dell'infezione. Si tratta di Amburgo, la città maggiormente colpita per numero di ricoverati e di decessi, 19 finora le vittime in Europa. Resta tuttavia incerta l'origine del batterio. Il settimanale Focus ipotizza che la malattia si sia propagata nel corso di una festa ad Amburgo ad inizio maggio con oltre 1,5 milioni di partecipanti. Il tabloid Bild addirittura parla di un atto intenzionale, ipotesi però esclusa dal Ministero dell'Interno. Di certo ci sono i danni al settore ortofrutticolo europeo, con l'aggravante che, allo stato dei fatti, è impossibile dire se sia vero o no che l'infezione abbia avuto origine dalle verdure e non, per dire, dalla carne. Tanto che Bruxelles continua a ritenere sproporzionata ogni misura di divieto alla circolazione degli ortaggi. E in Italia è la Coldiretti a lanciare l'allarme. Una persona su 3 consuma meno verdure, denuncia, e il danno economico per i produttori agricoli italiani ha già raggiunto i 25 milioni di euro. Confermiamo che in Italia non c'è da preoccuparsi, si può mangiare verdura cruda senza problemi, lavandola naturalmente, e questo è sicuramente importante.